Venerdì 24 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi chiariremo che cos'è il mesotelioma, che purtroppo è causato dall'amianto e per il quale è morto il collega, il giornalista Franco Di Mare. Poi sempre di più birra siciliana, birra artigianale e ancora approfondiremo l'origine dei terremoti ai Campi Flegrei. Oggi ci sarà un incontro fra il ministro Musumeci e i sindaci dei comuni coinvolti. Intanto le notizie delle ultime ore. Cominciamo con il dramma familiare nell'Agrigentino. A Cianciana un 35enne ha accoltellato la moglie e i figli molto piccoli, 3 e 7 anni, poi si è barricato in casa, l'ha resa dopo 6 ore ad alta tensione e sono ancora preoccupanti le condizioni dei 2 bambini. Conclusione di una tenace mediazione. Intorno alle ore 20 Daniele Alba è uscito fuori di casa e si è costituito ai carabinieri. È stato arrestato e portato via a bordo di un'auto dei militari dell'Arma. Non sono mancati momenti di tensione durante il passaggio delle gazzelle dei carabinieri con la folla che ha inveito contro Daniele Alba. Ecco l'epilogo di quanto di turbolento e sanguinoso è avvenuto ieri sera a Cianciana, in provincia di Agrigento, nei pressi di piazza Bellini, in un alloggio popolare dove lui, 35 anni, meccanico, al culmine di una lite, ha accoltellato la moglie Anita e poi ha ferito anche i figli, Cristian di 7 anni e Sara 3 anni. I 3, con l'aiuto di un mediatore, sono stati soccorsi appena fuori dall'abitazione e Alba nel frattempo si è barricato all'interno, asserragliandosi alcune ore prima della resa spontanea. La donna è stata trasportata all'ospedale Fratelli Parlapiano a Ribera, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. I 2 bambini, in condizioni più gravi, sono stati condotti in risoccorso a Palermo e ricoverati all'ospedale dei bambini di Cristina. La bimba è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Una delle coltellate sferrate al torace dal padre avrebbe infatti sfiorato il cuore. La piccola, che è intubata, ha un'emorragia cerebrale ed è in condizioni disperate. Anche il fratello maggiore è stato raggiunto da alcuni fendenti al torace e all'addome. È trapelato, molto sotto traccia, che il movente dell'aggressione sarebbe legato alla prospettiva della separazione della coppia. Sul posto, al lavoro, i vigili del fuoco, i carabinieri ed il procuratore di Sciacca, Roberta Buzzolani. Da Palermo è pure arrivata l'aliquota di primo intervento, un reparto dei carabinieri specializzato in occasioni ad alto rischio. La strage di Capaci è stato commemorato il 32esimo anniversario, studenti siciliani i protagonisti. Poi il monito delle istituzioni, il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto è dimostrato ormai che la mafia si batte. Alle 17:50 è il minuto di silenzio per ricordare il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli uomini della scorta morti a Capaci. Riviviamo i momenti salienti di ieri. Il minuto di silenzio nell'ora esatta della strage dell'autostrada ha chiuso come sempre la parte ufficiale delle manifestazioni per il 32esimo anniversario di quel 23 maggio 1992 che sconvolse l'Italia e le coscienze. La bomba posta sotto la sede autostradale nel territorio del comune di Capaci costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Ricillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Palermo ha ricordato quella strage e quell'anno di piombo. Un anniversario diverso da quelli precedenti, ma concluso allo stesso modo, con l'elenco delle vittime pronunciato a gran voce, questa volta dall'ex presidente del Senato ed ex procuratore di Palermo, nonché procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, e il minuto di silenzio fuori ordinanza. All'Albero Falcone c'era però un vero e proprio muro di persone, a dimostrazione che è e resta quello il vero luogo della memoria in via Notarbartolo. Sempre all'Albero quest'anno è arrivato senza incidenti anche il controcorteo partito dalla facoltà di giurisprudenza alle 15. Lo scorso anno il corteo era stato fermato all'inizio di via Notarbartolo per evitare il contatto con le istituzioni e si erano registrati scontri con la polizia. Questa volta, nonostante l'atteggiamento provocatorio di striscioni, allestimento scenografico e cori, non ci sono stati incidenti. Ai rappresentanti delle istituzioni locali e regionali sono stati indirizzati cori al grido dei traditori, ma tutto è finito lì. Per il resto, ricordo, memoria e una nuova versione di una giornata dedicata agli eroi dell'antimafia.
Da Palermo a Catania più multe e meno caos in via Santa Sofia, che è una strada nevralgica per raggiungere il Policlinico e la cittadella universitaria. La presenza di vigili urbani costante limita il parcheggio selvaggio e intanto prende forma tra le polemiche la nuova pista ciclabile. Dopo le giornate di passione e le tante lamentele degli automobilisti raccolte anche durante i nostri servizi TG, sembra esserci un po' più di calma in via Santa Sofia, una delle strade più congestionate di Catania e snodo cruciale per raggiungere il Policlinico e la cittadella universitaria. Le vibranti proteste ed alcuni accorgimenti da noi auspicati hanno portato qualche risultato utile, anche se presto, per cantare vittoria. La presenza fissa di una pattuglia della Polizia Municipale ha consentito di liberare una parte della strada che subiva un restringimento perché alle auto in sosta vietata si aggiungevano quelle in doppia fila. Raffica di verbali a ridosso dell'ingresso del pronto soccorso con una sanzione di 42 euro che si riduce a 29 in caso di pagamento entro i 5 giorni. È stato il primo passo ma non il solo, visto che i vigili urbani hanno dirottato il traffico in un'altra corsia evitando il famoso tappo all'altezza del parcheggio dell'ospedale. Meglio i bus. Quantomeno Si cammina più tranquilli, più sereni. e non c'è il problema del parcheggio, l'ansia. Completamente, qua è il problema dei parcheggi. Tant'è vero io sono sceso da Palagonia col bus. La presenza dei vigili con numerosi verbali ha un pochettino alleviato i disagi. Sì, però penso che possono fare ben poco perché c'è troppa confusione. Sempre in via Santa Sofia proseguono i lavori per la realizzazione della pista ciclabile con l'amministrazione Trantino che, prendendo atto delle criticità, non intende fare marcia indietro. Per raggirare l'ostacolo del balcone è stato deviato il tracciato della nuova pista ciclabile in fase di realizzazione in via Santa Sofia. Ma non mancano le polemiche? Giro tutto il mondo. È un obbrobrio così, come pista ciclabile, non l'ho mai visto. Intanto è stata avviata una raccolta firme contro la pista ciclabile, a promuoverla i rappresentanti della quarta municipalità. E siamo alla pallanuoto e all'ennesimo trionfo dell'Orizzonte Catania. Le formidabili atlete allenate da Martina Miceli hanno battuto Padova e hanno conquistato il 24esimo scudetto. Festa grande a Nesima. Come sempre, con le lacrime di gioia che si confondono con l'acqua, da quell'acqua emerge ancora una volta vincitrice l'Orizzonte Catania. Il 14-12 maturato nella bolgia della piscina di Nesima vale il 24esimo scudetto per una società che non smette di stupire e soprattutto di vincere. Cori, tamburi, trombette e tanta felicità. Più che Catania, sembrava il Carnevale di Rio. Non stanno nella pelle i protagonisti dell'ennesima cavalcata vincente. Fondamentalmente l'avversario più difficile contro cui abbiamo giocato è sempre stato solo noi stessi, per cui è stato un avversario molto più difficile da sconfiggere, però siamo stati bravi, sicuramente dedichiamo questa vittoria a Giuseppe. Questo scudetto è dedicato interamente a Giuseppe? Lo volevamo tutto e non l'abbiamo detto fino adesso perché lui si meritava una cosa importante. E noi siamo riusciti a portargli una cosa importante. Siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi. Bene, adesso è il momento della rassegna stampa siciliana. Cominci da questo, scommetto. Comincio proprio da qui con una bella fotografia, vedi anche sulla pagina del quotidiano La Sicilia, con le ragazze dell'Orizzonte che festeggiano in trionfo il loro 24esimo scudetto, ennesima come al Carnevale di Rio, scrive La Sicilia, per la conquista del 24esimo scudetto. Il tricolore resta a Catania. Le rosso-azzurre non falliscono all'ennesimo appuntamento con la storia, schiantano Padova con una partita perfetta e si confermano le più forti, quindi in bocca al lupo alle ragazze di Martina Miceli, ma abbiamo visto anche la presidente giocatrice Tania Di Mario e tutto insomma a fare festa. Questo per quanto riguarda l'Orizzonte. Adesso però veniamo ai fatti, al resto delle notizie, con la prima pagina della Sicilia. Vedete, si torna a parlare di quanto avvenuto ieri nella Agrigentino, giornata drammatica a Cianciana, sono gravi i bambini, accoltella la moglie e i due figli piccoli, poi si barrica in casa, la resa dopo ore. Questo è il racconto di quei drammatici momenti. E poi ancora, sempre sulla prima pagina della Sicilia, eccolo qui il titolo:
l'attentatuni alla democrazia, con la stele che ricorda la strage di Capaci con i nomi delle vittime, l'omaggio a Falcone e alle altre vittime. La sorella del giudice zittisce i contestatori, chi è qui deve solo inchinarsi, le parole di Maria Falcone. Poi ci sono altre notizie, perché c'è l'accordo di coesione, oltre al ponte 5 miliardi per infrastrutture, 480 milioni per incentivi. Lunedì la Meloni sarà a Palermo, la firma con Schifani per queste risorse che arrivano. E comunque c'è anche il monito di Mattarella: la nostra carta vale per il futuro, una indicazione precisa del Presidente della Repubblica. Contro l'evasione si useranno algoritmi e controlli incrociati, stop al redditometro, questo è dunque il nuovo orientamento. Poi ci spostiamo anche a fatti che hanno carattere nazionale: lo scandalo in Liguria, Toti, un fiume davanti ai giudici, tutti i fondi dati alla politica, queste le sue dichiarazioni, un interrogatorio davvero fiume quello rilasciato dal Presidente della Liguria. Andiamo alle pagine interne. Come vedete si torna in provincia di Agrigento, le coltellate alla moglie e ai figli di 3 e 7 anni, poi si barrica in casa, si arrende dopo 6 ore, una giornata drammatica a Cianciana, un centro agricolo dell'Agrigentino. Daniele Alba, 35 anni, è rimasto chiuso per ore prima di farsi arrestare. Il gesto dopo una lite, i 2 bambini gravi adesso in ospedale, entrambi sottoposti ad intervento chirurgico, così come anche la moglie. E ancora andiamo su questa notizia, stavolta siamo sulla pagina interna della Gazzetta del Sud. A Coltella figli e moglie, 2 bambini sono in pericolo di vita dopo l'ennesima lite in un piccolo centro della provincia di Agrigento. L'uomo, 35 anni, si è barricato in casa e poi alla fine si è arreso. La notizia viene ripresa anche dalle pagine nazionali di Repubblica. A Coltella moglie e figli, la mamma salva i bimbi ma sono gravissimi. Il coraggio della donna che fa da scudo per proteggere i piccoli, il marito non accettava la separazione, barricato in casa, poi si arrende. E diciamo che lasciamo per adesso questa notizia di cronaca per andare a vedere, sempre tornando sulla Sicilia, riprendiamo la giornata di ieri. Mattarella ha dimostrato che la mafia si batte, monito di Maria Falcone, chi è qui si inchini. Gli studenti protagonisti della giornata della memoria della strage che cambiò la storia del paese, la caccia a Motisi. E poi ancora su sempre le pagine interne della Sicilia, stiamo parlando dell'accordo di coesione, la lista degli incentivi finanziati, a chi andranno i 5 miliardi della Sicilia, oltre 4 miliardi per infrastrutture, un quarto ai trasporti, 480 milioni per incentivi. Il dettaglio delle singole aree, come vedete, si può anche riportare, cioè, chiaramente non è semplice da leggere, però questi sono praticamente dove andranno e chi beneficerà di queste risorse che arriveranno nella nostra regione. Diciamo che una sintesi più essenziale la faremo alle 13:30. Esatto, qui sono praticamente tutti i finanziamenti e dove, a chi finiscono. Ecco. Lunedì a Palermo la firma di Meloni con Schifani. Cosa c'è nelle 68 pagine della bozza finale? Le schede sono caricate dai dipartimenti della piattaforma online di Invitalia, quindi insomma ci dovrebbero essere delle risorse a disposizione per la nostra regione. Adesso andiamo su Repubblica Palermo con il titolo e questa foto con tanti giovanissimi in prima pagina. La nuova antimafia dopo gli scontri dello scorso anno con le forze dell'ordine. Questa volta il corteo organizzato da CGIL e l'associazione è arrivato fino a via Notarbartolo. Mattarella dal 1992, una lezione all'etica del paese. Abbraccio delle scuole, poi applausi e proteste sotto l'albero Falcone. La sintesi di quella che è stata la giornata di ieri. E poi leggiamo ancora sulla prima pagina, c'è un richiamo stavolta però di calcio e di sport. Venezia-Palermo, i rosa sognano la remontata, saranno in campo questa sera a Venezia per cercare di ribaltare il risultato e conquistare la finale per la promozione in Serie A. Mafia via dallo Stato, in 1000 al corteo e stavolta niente botte. Il messaggio di Mattarella: dai giudici uccisi una lezione etica. Il 23 maggio leggiamo ancora:
più memoria che rabbia. A un anno dalle manganellate in via Notabartolo, ancora contestazioni e proteste, ma in un clima meno teso. Il racconto di Repubblica, pagine interne sempre di Repubblica, con la vicenda ancora dello zoo profilattico, le accuse dei revisori, premi record e conflitti di interesse, una relazione di 71 pagine inviata all'antimafia regionale Schifani. C'era una situazione cronicizzata, queste le sue parole. E poi vedete la prima pagina adesso del Giornale di Sicilia. La mafia si può vincere, il virgolettato chiaramente si riferisce alle parole di Mattarella al capo dello Stato, le sue parole, fa sue le parole di Falcone e Borsellino, è destinata a finire, questa è dunque la sintesi, ma va tenuta alta la vigilanza. Nordio sapevano di essere già condannati a morte, martiri, quasi santi, e ancora alle 17:58 il silenzio spegne ogni tensione. La fotonotizia, come vedete, con i giovanissimi, con i ragazzi che hanno partecipato ieri a questa giornata di ricordo. E De Lucia, i boss più avanti di noi per tecnologie, a parlare il procuratore di Palermo. Anche sulla prima pagina del Giornale di Sicilia, accoltella moglie e figli, bimbi in gravi condizioni a Cianciano, l'abbiamo visto quanto è accaduto. Anche sul Giornale di Sicilia c'è il richiamo alla pagina sportiva. Palermo serve l'impresa per battere il Venezia, fuori coraggio e grinta per questo importante appuntamento. La Gazzetta del Sud, Nemo Sud, l'inchiesta, ricorderete, di Messina, revoca per il prof Vita, misura interdittiva annullata, l'assessore regionale Volo chiede di essere sentita, l'inchiesta sulla convenzione tra il Policlinico di Messina e il Centro Clinico di Riabilitazione Neurologica. Poi a Messina, Parco Moro, la nuova terrazza verde di Messina, inaugurata una delle opere green realizzate dal Comune. E ancora per i fatti di carattere nazionale, Toti risponde a 180 domande dei PM. E ancora Capaci, 32 anni dopo, Falcone e Borsellino, una eredità viva per l'intero paese. Chiudiamo con un richiamo ancora allo sport. Abbiamo parlato di Orizzonte, abbiamo parlato di Palermo, parliamo adesso anche di Catania. I playoff del Catania, Quaini centrale difensiva, assicura grande equilibrio. E domani sera la gara di ritorno valida per i quarti di finale dei playoff di Serie C, l'ex Fiorenzuola ancora una volta tra i protagonisti, ci riferiamo chiaramente al difensore centrale del Catania. Per la rassegna stampa regionale ci fermiamo qui. È il momento di fare una breve pausa, vi invitiamo a rimanere con noi. Buongiorno Sicilia, torneremo fra pochissimo con la rassegna stampa nazionale. A dopo. Buongiorno Sicilia, un'occhiata ai quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. Bene, allora cominciamo subito con il Messaggero, che ha un'apertura diversa rispetto a quasi tutti i quotidiani, comunque in generale. Anche le verande nel salva case, riferimento chiaramente a nuovo provvedimento, oggi in Consiglio dei Ministri, il decreto che permette di sanare le piccole irregolarità dai soppalchi ai tramezzi, misure per poter vendere immobili con lievi difformità. Il Ministro, questo non è un condono. E poi ancora le 8 ore di Toti davanti ai PM, non €1 per me. La fotonotizie che troviamo poi un po' su tutti i quotidiani invece, la preghiera dell'imam in Ateneo, il caso di Torino che ha scatenato e continua a scatenare delle polemiche, sionismo e colonialismo, ira del ministro, luoghi laici. Insomma, si parte con questa prima pagina. E la stessa vicenda, vedete, la troviamo sulla stampa di Torino. L'università, l'imam attacca Israele, Torino predica nell'Ateneo occupato, furia genocida in Palestina, di segni, incita all'odio. Direi che questo è più grave della preghiera, perché la preghiera in sé forse si sarebbe potuta tranquillamente tollerare. L'attacco a Israele no. E poi ancora, vedete, l'inchiesta di Genova con la verità di Toti,
ho fatto solo politica, ma Meloni ora pensa a elezioni anticipate. Questo è, diciamo, l'esito, dovrebbe andare in questa direzione. Leggiamo anche cosa scrive stamattina Repubblica. Il titolo principale stavolta è su Toti, quindi abbiamo visto che ci sono 3 quotidiani che hanno 3 aperture diverse. Toti, 8 ore davanti ai PM, l'inchiesta di Genova, interrogatorio Fiume del governatore che non si dimette, l'autodifesa mai preso un euro per me stesso, intervista a Orlando, Liguria paralizzata, sia elezione, negli ultimi sondaggi si avvicinano PD e Fratelli d'Italia, Mattarella, rafforzare il Parlamento, Zuppi contro il premierato. E poi si parla ancora di elezioni europee, vedete, Europa sotto accusa, il patto Ursula Meloni. Altre notizie che ci riportano sempre a fatti italiani ma collegati con l'estero: Salis ai domiciliari, pizza e birra dopo 466 giorni e poi, vedete, Chico Forti sembra un VIP, rabbia nel carcere. Ci sono i suoi colleghi detenuti, sì, sono un po' arrabbiati. Esatto, diversi punti di vista. Poi vedete l'altra notizia importante della giornata sulla quale fare attenzione: la Cina assedia Taiwan, esercitazione punitiva, e ci sono anche, diciamo, i malumori degli Stati Uniti. Andiamo adesso a leggere anche Repubblica, che ha un titolo molto simile a quello di Repubblica. 8 ore dai PM, Toti si difende, il governatore respinge le accuse, ogni euro usato per l'interesse pubblico. Ma è un po' l'impaginazione in qualche modo che è simile a quella di Repubblica, poi i contenuti certamente si differenziano. La Budapest, Salis e ai domiciliari, primo passo verso l'Italia. E ancora, casa, le violazioni sanate fino al 5% di superficie in più. E ancora, vedete, è stata scoperta a Napoli una banda che era specializzata in che cosa? Nelle truffe negli anziani. Trovato il manuale per le truffe agli anziani. C'era un vademecum che veniva utilizzato da questa banda. E poi una bellissima fotonotizia dedicata alla grande campionessa Federica Pellegrini. Non è più in vasca, però chiaramente i suoi ricordi e i suoi successi resteranno per sempre nella storia. Il padre ex Parà come modello, la maternità ed il futuro, io il nuoto e il maschilismo. Mi dissi, adesso devi vincere. Insomma, forza anche di volontà quella mostrata dal Pellegrino. Abbiamo visto un po' di prime pagine con diversi risvolti, vediamone un'altra, quella del Sole 24 Ore, torna sul DL Salva Casa, più facile sanare piccole irregolarità, e poi la Confindustria, la presidenza Orsini nel segno dell'unità. I titoli più significativi di oggi. Andiamo adesso sul Giornale, eccolo qui: respingo le accuse, tutta la verità di Toti, l'inchiesta di Genova e il documento. Il governatore interrogato per 8 ore deposita una memoria difensiva, ho rispettato tutte le regole. E ancora, vedete, le europee, ultimi sondaggi, testa a testa fra Lega e Forza Italia, rispetto chiaramente alle due forze del centro-destra che sono molto, molto vicine. E poi ancora leggiamo: Orsini spinge sul nucleare, ricompatta Confindustria. Leggiamo ancora dalle prime pagine, stavolta il Fatto Quotidiano, vedete, eccolo qui il titolo principale. L'Unione Europea dà 8 milioni alla RAI, a Mediaset, Sky e anche ai giornali. Le procedure opache della Commissione von der Leyen, di nascosto, sottolinea il Fatto Quotidiano. Poi andiamo su Avvenire, santità all'italiana, cerchiamo di capire cosa significa. Il giovane Carlo Acutis, il fondatore delle missioni della Consolata Donna alla Mano, presto canonizzati. Sarà beato Don Merlini e venerabile il fisico e politico Enrico Medi. Il Papa ha autorizzato la promulgazione dei decreti per le cause anche di 8 francescani martiri, quindi un'apertura che è completamente diversa. Senza bimbi né fondi, chiude la paritaria, questo invece è il
riferimento alla scuola. Dopo 156 anni cessa l'attività a Ceccano, quindi una scuola in particolare. Salvini: serve meno Europa e non sosterremo Draghi, quindi parla il vice premier in vista delle prossime europee. Ancora notizie sull'unità. L'Europa condanna l'Italia per le intercettazioni di Scarpinato, clamorosa sentenza della CEDU. E poi la storia di un ragazzo migrante, di un ragazzino migrante, e il suo cuore, il paese più straziato. Leggiamo ancora dalla nostra inviata a bordo proprio della Humanity One, racconta la storia di questo giovanissimo. Sono Giorgia e sono nei guai, invece la riflessione che propone David Romoli, quindi insomma questo è da leggere chiaramente per avere un po' più tempo. Parafrasando, sono Giorgia, sono italiana, sono quindi stavolta nei guai. Libero, eccolo qui il titolo. Manifesto per tagliare le tasse, dopo lo stop al grande fratello fiscale, a sinistra riprende forza il partito delle imposte, invece serve una vera sforbiciata, è difficile ma si può fare, leggiamo ancora, bisogna lavorare a un percorso a tappe in più anni. Piano casa, dalle tende alle finestre, ecco come funziona, viene descritto, praticamente c'è un vademecum per quelle che si possono essere sanati questi abusi. Anche qui all'Ateneo occupato di Torino, in università preghiera islamica pro jihad, e viene evidenziato questo aspetto. Il Riformista apre con la Santa Inquisizione come titolo scelto a proposito dell'interrogatorio di Toti. Toti per 9 ore davanti ai PM, ben 180 le domande al governatore. Certo, insomma 9 ore sono tantissime per raccontare la sua verità. Il Manifesto, la linea russa, scrive, e leggiamo di cosa si tratta. Sulle macerie di Kharkiv continuano a piovere bombe, Mosca fa strage di lavoratori, la città resiste ma Kiev teme lo sfondamento russo e la spaccatura in due del fronte della difesa. I civili esausti scontano l'incapacità degli alleati della NATO di gestire il conflitto. Anche qui Salis ai domiciliari, ma non è finita. Altra prima pagina, quella del dubbio, Toti sotto torchio, le 180 domande dei PM su Genova, il governatore ligure è indagato per corruzione, sentito dai magistrati in una banchina del porto. E ancora leggiamo sul Tempo, Toti fisso, il titolo, il governatore interrogato per 8 ore dai PM respinge tutte le accuse, fatto solo l'interesse pubblico anche con chi non mi era vicino. E ancora leggiamo dalle prime pagine con l'Osservatore Romano, un orrore che deve scuotere le coscienze, la denuncia dell'ONU: di anno in anno nel mondo aumentano vertiginosamente le vittime civili per i conflitti armati. Ci fermiamo qui. Adesso è il momento di dare un'occhiata al tempo, il meteo di Buongiorno Sicilia, poi il primo argomento, parleremo di mesotelioma e amianto, la terribile malattia che ha ucciso Franco Di Mare, ma che purtroppo è anche diffusa un po' in tutto il paese. Vedremo anche se si può guarire. State con noi, Buongiorno Sicilia. Bentrovati da Nico Schiodetto, condizioni meteo per la giornata di venerdì 24 con bel tempo al centro-sud Italia, mentre il nord verrà ancora lambito da infiltrazioni di aria molto umida da ovest e saranno possibili improvvisi rovesci a sfondo temporalesco. Sulla Sicilia una bella giornata tranquilla con cieli sereni o al più poco nuvolosi dappertutto. Tra l'altro le temperature molto miti estive o quasi dappertutto, con massime mediamente tra i 23 e i 28 gradi, punte però anche di 29 gradi come a Catania. Per quanto riguarda invece la tendenza per il giorno successivo, sabato, i venti ruoteranno da nord e ci sarà una maggiore variabilità. Durante la mattinata e il pomeriggio anche qualche improvviso piovasco sarà possibile, più probabile sul Messinese e sulle aree interne. Le temperature saranno in lieve flessione le massime, comunque saranno sempre valori molto miti. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti scaricando l'app di Trabi Meteo.
C'è una notizia dell'ultima ora: due fratelli di Niscemi, sono giovani, hanno 24 e 22 anni rispettivamente, sono stati arrestati perché considerati spacciatori di droga, anche per tentata estorsione e uccisione di animali. Infatti nel marzo dell'anno scorso i due, con l'intento di intimorire un ragazzo che non aveva pagato una dose di droga che si era fatta dare da loro, gli hanno ucciso il cane impiccandolo a un albero, e anche questo è un reato grave, naturalmente, uccisione di animali. Diamo il benvenuto al nostro ospite, è il professor Stefano Branca, che è direttore dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buongiorno, vogliamo parlare con lei oggi di quello che sta capitando nei Campi Flegrei. Tra l'altro oggi ci sarà proprio un incontro tra poco tra il ministro della Protezione Civile Musumeci e i sindaci che sono in allerta, diciamo. Lì ci vorranno, stimano così almeno in grosso per il momento, 500 milioni di euro per la messa in sicurezza dei comuni. Professore, che cosa sono i bradisismi? Allora, è un fenomeno tipico di quest'area vulcanica napoletana, che sono i Campi Flegrei, che sono i sistemi cosiddetti di caldere vulcaniche. È un fenomeno appunto noto perché già nell'area campana si è verificato fra l'82 e l'84 e ancora prima fra il 69 e il 72. Sono quei fenomeni dovuti alla sovrappressione che si crea circa fra 2,5 km e 3 km di profondità, dovuta all'espansione dei gas magmatici che rigonfiano la crosta, la fratturano, creano quindi il fenomeno del lento sollevamento che è il bradisisma, e di conseguenza una moderata attività sismica legata alla fratturazione. Moderata, che però crea parecchia tensione e preoccupazione. Noi qua abbiamo rilevato lunedì scorso magnitudo 4.4, mercoledì 3.6, noi non siamo esperti, però ci sembrano importanti, no? Non sono terremoti chiaramente di magnitudo forte, questo è chiaro. Il discorso è semplicemente che sono estremamente superficiali e quindi si avvertono notevolmente e quindi creano problematiche chiaramente sia di tipo psicologico e ora nel lungo periodo il continuarsi a ripetere di questa sismicità, che comunque è di bassa energia, causa gradualmente i danni alle strutture, perché sono continuamente sollecitate. Infatti la tensione fra la popolazione, lo avete sentito naturalmente anche nei TG nazionali, resta alta. A Pozzuoli c'è stato anche un episodio di saccheggio dei bancomat nel timore di essere costretti alla fuga. L'allerta è massima. Secondo voi, che siete esperti, secondo lei, professore Branca, come dire, è l'unico rimedio quello lì, la fuga, andare via, oppure ci sono altre cose che si possono fare? Allora, guardi, noi siamo fortunatamente vulcanologi e ci occupiamo del problema prettamente scientifico. Questo, diciamo, è una questione legata alla gestione dell'emergenza e che comunque ormai già è tutto pianificato da tempo. Ci sono i piani di evacuazione in funzione di quando variano i livelli di allerta, quindi da questo punto di vista è tutto. Cioè, i piani ci sono? Certo che ci sono i piani. E sono pronti nel caso di scosse sismiche più... No, non sono legati alle scosse sismiche, sono legati alle variazioni dello stato del vulcano, i cosiddetti livelli di allerta che sono stati fatti da Protezione Civile per tutti i vulcani. Ci fa un esempio? Per tutti i vulcani italiani. Per esempio in questo momento l'Etna è un livello di allerta verde, i Campi Flegrei sono in un livello di allerta giallo, ma l'isola di Vulcano è stato in livello di allerta giallo fino a poco tempo fa, perché ha avuto la stessa tipologia di problematica. Verde, giallo, rosso? Si arriva fino al rosso, quindi per i Campi Flegrei è prevista l'evacuazione quando si va al passaggio dal livello di allerta arancione, quindi ancora si è il livello di allerta giallo. Ecco, ma diciamo c'è da considerarli vicini a quello che è un po' il Vesuvio, che è lì al centro dell'attività vulcanica vicino a Napoli, o sono due cose diverse? No, sono due vulcani completamente diversi. Il Vesuvio è uno stratovulcano con la sua tipica forma a cono, eccetera, con la sua storia eruttiva, mentre i Campi Flegrei è un'altra tipologia di vulcano, appunto è una caldera, quindi ed ha una storia eruttiva completamente diversa. Nulla a che vedere neanche con l'Etna? Ma assolutamente, ancora più diverso non ci può essere che con l'Etna. Sì.
Perché si chiamano bradisismo le attività, diciamo? Ma è una terminologia che viene da lontano nel tempo, che è legata proprio alla percezione appunto di questa continua vibrazione del terreno e a queste evidenze del sollevamento del suolo, che notano soprattutto nella zona del porto di Pozzuoli. E quindi è perché è molto superficiale, ecco perché si avverte di più. È questo? Sì, questo infatti ho detto, perché tutta l'attività sismica è concentrata fra 2,5 e 3 km di profondità, a volte anche di meno, quindi sostanzialmente è praticamente potremmo dire, per semplificare, sotto i piedi. Sotto i piedi? Sì, esatto. Praticamente sì, quindi anche una scossa di magnitudo 2, 2,5, 1,5 a volte può essere sentita nel momento in cui... Ma così, non parlare troppo in astratto, però ci aiuti, professore, a capire. Sono vulcani, quindi è un vulcano attivo, è questo? Assolutamente. L'ultima eruzione dei Campi Flegrei è del 1538, quindi... è un vulcano attivo, caratterizzato però, essendo un vulcano di tipo a condotto chiuso, come si suol dire, come il Vesuvio quiescente, che ha lunghi periodi di quiescenza, e le eruzioni sono molto diradate nel tempo, cioè il Campi Flegrei ha fatto poche eruzioni nella sua storia, quindi la difficoltà è proprio questa, cioè non c'è una frequenza eruttiva come può essere per i vulcani a condotto aperto come l'Etna, dove tu hai una continua attività, quindi ipoteticamente è più facile da monitorare, mentre nel momento in cui l'ultima eruzione è avvenuta praticamente 5 secoli fa, andare a conoscere l'evoluzione dei fenomeni è molto complesso, perché lo puoi fare solamente giornalmente monitorando il fenomeno. Certo. Flegrei è vero che vuol dire in fiamme? Sì, certo, perché infatti quello che si sta vedendo ora, che sono la zona della Solfatara, e la caratteristica proprio è questa delle aree a forte fumarorizzazione, con la fuoriuscita dei gas ad alta temperatura, ma che comunque è tipico, diciamo, delle aree vulcaniche, e che per esempio sull'Etna queste zone si trovano a 3.300 metri di quota in cima, quindi in cima al vulcano. Lì invece si trovano praticamente a livello del mare. E poi nell'area urbanizzata, come si vede benissimo da queste immagini. Professore, non è compito suo, perché lei ovviamente non si occupa né di politica, però è roba sua. Oggi il ministro Musumeci incontra i sindaci dei comuni dei Campi Flegrei, i quali si aspettano degli interventi. Da come esperto, professore, quali tipi di interventi si potrebbero prospettare, visto che già si parla di uno stanziamento necessario di 500 milioni per le prime spese? Ma secondo me proprio, cioè, gli interventi del ministro sono proprio in quella direzione, sono molto, molto mirati, molto corretti, che è quella anche di fare passare un concetto che già sta entrando nella società, che è quella che ci sono delle aree in cui praticamente non si dovrebbe risiedere, quindi il concetto di non si dovrebbe risiedere? Certo, delocalizzare, così come è lo stesso discorso del terremoto da noi di Santo Stefano, no? Tutta l'attività del commissario è stata anche quella di spostare in funzione della posizione delle case rispetto alle faglie attive e allontanarle dalle zone critiche. Questo è un concetto che si sta trasponendo anche nella zona dei campi Flegrei. Solo che invece lì ci abitano, ci vivono. Sì, ma anche da noi, anche a Fleri ci abitano sulla faglia, infatti c'è chi ha scelto di allontanarsi e è stato supportato per allontanarsi dalle aree a maggior rischio. Una via di mezzo quale potrebbe essere? No, non penso che ce ne sia. Non pensa che c'è? Quindi oggi lui dovrebbe dire una cosa del genere? No, ma lui già l'ha detto. L'ha detto nella riunione del Consiglio dei Ministri che hanno avuto un paio di giorni fa, e ha proprio detto questo qua. Caspita, è una cosa impegnativa. Ma è una cosa, è una delle poche cose che si possono fare con buon senso. Per questo dico, la stessa cosa da noi sull'Etna, cioè la faglia che ha fatto il terremoto del 2018 di Santo Stefano è la stessa che l'ha fatta nell'84-85, adesso con le date ormai con l'età mi confondo, e quindi è un problema che si ripropone. Quindi come lo puoi superare? Solamente allontanandoti dalla
alla zona. Quindi è quello che ci dobbiamo aspettare. Beh, seguiremo naturalmente la vicenda attraverso i telegiornali. Professore, ho visto che ha un bellissimo volume, perlomeno colorato in copertina. Sì, perché che cos'è l'Etna lì? Sì, è l'Etna 1971, è il volume che presentiamo domani al Conservatorio Bellini, ecco qua, che racconta proprio un episodio molto importante del nostro vulcano, che è stata questa eruzione, che diciamo è stato uno spartiacque in generale anche dal punto di vista culturale, scientifico. Perché? Perché praticamente dopo questa eruzione si è iniziato a sviluppare, appunto, e qui rientriamo nel tema importante, il sistema di monitoraggio del vulcano Etna, che prima non c'era. E oggi da quella esperienza siamo arrivati alle 170 stazioni che gestisce l'osservatorio etneo. Stesso discorso vale per l'osservatorio vesuviano a Napoli, quindi sono esperienze non solo diciamo scientifiche, ma proprio culturali per il territorio, e questo fa sì che oggi segnano un po' anche, come dire, i cambiamenti importanti. Certo, perché fino al 71 le eruzioni semplicemente si osservavano, venivano descritte, diciamo, venivano fatte una cronaca come fate voi a livello giornalistico. Dal 71 in poi invece si è iniziato a misurare e mettere gli strumenti e cercare di capire l'evoluzione del fenomeno. La foto è impressionante, speriamo che rimanga. E mi permette di dire, la foto è dell'archivio Salvatore Tomarchio, che è il padre di Giovanni Tomarchio, che infatti inaugureremo anche la mostra al Conservatorio Bellini delle fotografie di Salvatore Tomarchio, che sono veramente straordinarie, perché raccontano anche una società che già solamente 50 anni fa non c'è più oggi, che è cambiata. Appuntamento sabato 25 alle 10:30 al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania. Grazie alla professor Branca, complimenti anche per questo, e grazie per i chiarimenti, come dire, certamente non rassicuranti ma obiettivi da parte di uno scienziato che ci ha appena dato. Adesso ci fermiamo, facciamo una breve pausa, dopo torneremo a parlare, come vi dicevo, del male che ci ha portato via il collega Franco Di Mare, ma che riguarda anche purtroppo tante persone in Italia. State con noi, buongiorno Sicilia. Notizia dell'ultima ora: una donna di 47 anni di Acate è morta in un incidente stradale, purtroppo avvenuto sulla provinciale 17, che è la Vittoria Scoglitti, e per i rilievi sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi del 118. Adesso diamo il benvenuto al nostro ospite, che è il dottor Dominic Genovese, oncologo dell'azienda ospedaliera universitaria del Policlinico di Catania. Benvenuto. Dottore, vogliamo parlare e ricordare così anche il nostro collega che noi conoscevamo molto bene, Franco Di Mare. Lo possiamo magari vedere, eccolo qua, questa è una bellissima foto, anche se lo vede un po' preoccupato, con l'aria preoccupata, eccolo qua. E qui già stava male, si vede già insomma, il viso che ha assunto un'altra espressione, non è più perfettamente sano. Allora, abbiamo, dottore, capito che il collega Franco Di Mare è stato ucciso da una malattia polmonare causata dalla esposizione all'amianto. Che tipo di malattia è? Mesotelioma è mesotelioma. Una malattia neoplastica a diciamo prognosi infausta, purtroppo, che colpisce tipicamente il distretto toracico nella maggior parte dei casi, la pleura. Insorge tipicamente dopo esposizione all'amianto. Amianto, ricordiamo, un materiale fibroso di origine minerale del gruppo appartenente ai silicati. Questo composto in passato veniva utilizzato per le spiccate proprietà tecnologiche quali duttilità, capacità di resistere al fuoco, capacità di resistere agli acidi, innumerevoli qualità che lo rendevano un materiale ideale per l'edilizia, dato anche il basso costo, perché in natura è molto presente. Negli anni si partì... Quindi si trova in natura? Sì, si trova in natura. Quindi non è che soltanto nelle armi o con le armi, si può trovare... Si può trovare, per esempio abbiamo il Monte Calvario. Abbiamo capito che invece fa malissimo a un certo punto. Fa malissimo perché stimola una infiammazione cronica che a sua volta porta alla formazione di cellule
che sono alterate e che si svincolano dal controllo dell'organismo e danno vita a delle vere e proprie neoplasie, quindi una crescita incontrollata che poi porta alla morte. E purtroppo il caso del collega Franco Di Mare non è un caso isolato. Leggo qua, lei me lo può confermare o smentire, dottore, negli ultimi 10 anni 60.000 persone in Italia hanno perso la vita a causa di malattie correlate appunto all'amianto. È sì, così? È così perché in fondo la legge è relativamente recente in Italia, del 92, che ne vieta l'utilizzo, la produzione, ma ricordiamoci che a partire dal secondo dopoguerra in Italia è stato ampiamente usato in tutta la penisola, con ovviamente dei picchi di incidenza ancora maggiori dove veniva fabbricato, come a Casal Monferrato, a Monfalcone, nelle zone portuali, a Siracusa per esempio, dove c'era un'ex fabbrica E per che cosa Eternit. lo usavamo, dottore? Allora, tendenzialmente veniva usato per le coperture, ad esempio, per la formazione di serbatoi di stoccaggio e fondamentalmente per coibentare le abitazioni, essendo anche un ottimo isolante termico. E questo era il grave, vero? Assolutamente. Coibentare vuol dire proteggere dalle... Creare uno scudo dall'esterno all'interno. Quindi cosa avveniva nello specifico caso del suo collega Franco Di Mare? Giustamente lui è stato in prima linea in teatri di guerra come a Sarajevo, e lì chiaramente era utilizzato l'amianto come lo utilizzavamo noi e chiaramente dopo un'esplosione, dopo un lancio di un missile che andava a distruggere magari un'abitazione, sicuramente si alzavano delle polveri che probabilmente lui ha inalato, e chiaramente la latenza, ricordiamo che non è immediata, e questa è una cosa molto importante. Chi viene esposto a fibre di amianto ha un tempo per lo sviluppo di una neoplasia, quindi del mesotelioma pleurico, di circa 30-40 anni. Caspita, è tantissimo. È tantissimo. Quindi... È tantissimo perché si deve dare il tempo a questi processi infiammatori che ho detto poc'anzi di alterare le cellule in modo progressivo. E uno non se ne accorge. Tendenzialmente purtroppo la malattia è subdola, ovvero che i sintomi sono tardivi, ovvero quando si ha la sensazione di difficoltà respiratoria, detta dispnea in termini tecnici, o il dolore toracico o la tosse, spesso si è già in una condizione avanzata ed inoperabile, perché ricordiamo che la chirurgia resta il trattamento cardine della malattia in fase iniziale, seppur gravata da alti tassi di recidiva. C'è anche la possibilità... Il caso del collega Franco Di Mare, che fu operato. Ah, era stato operato? E ritornò 2 anni, 3 anni dopo, fondamentalmente. Quindi c'è la recidiva purtroppo presente con estrema frequenza. Estrema frequenza, diciamo che circa 2/3 dei casi recidiva entro i 3 anni. Mamma mia, mamma mia. Ecco, l'amianto provoca altri studi, già che ci siamo, facciamoci male. Sicuramente l'amianto è anche imputato nell'adenocarcinoma polmonare, che è un'altra neoplasia. È una parola che non capiamo, che ci spaventa. Neoplasia polmonare, tumore al polmone proprio, quindi non della pleura ma del polmone, e chiaramente l'amianto sommato al fumo ha un effetto sinergico, quindi non additivo ma moltiplicativo. Quindi chi fuma ed è stato esposto ad amianto ha un rischio circa 10-20 volte maggiore di sviluppare questo tipo di neoplasie in chi solo è stato esposto all'amianto senza fumare, perché hanno una moltiplicazione del rischio fondamentalmente. Ma ci siamo liberati qui in Italia dell'amianto? Allora, in Italia restano ancora chiaramente delle sacche di presenza di questo materiale che tendenzialmente può essere rimosso, però questo ha alti costi, per quanto comunque lo Stato contribuisce a chi privatamente voglia provvedere al suo smaltimento. Quindi c'è un incentivo per chi lo fa? C'è circa una detrazione del 65% e fondamentalmente altre tecniche sono o il consolidamento, quindi viene utilizzata una guaina per coprire, per evitare, perché è un materiale che tende a disgregarsi facilmente, un po' come la grafite, per dirla in parole semplici. Capito. Quindi basta anche pensare di averlo accanto con del vento, con della pioggia, può rilasciare delle
fibre, perché sono fibre molto sottili. Diciamo che lo spessore di una fibra di amianto è circa 1000 volte più sottile di un capello. 1000 volte? Però si può dire, professore, senza voler colpevolizzare nessuno, dove maggiormente ancora siamo in ritardo rispetto all'abolizione, alla copertura dell'amianto? Allora, sicuramente sono stati fatti grandi passi avanti. Dalla legge del 92 ad oggi c'è stato un utilizzo di dispositivi di protezione individuale per i lavoratori che sicuramente negli ambienti pubblici sono riusciti a rimuoverlo. Restano però abitazioni, per esempio, dove è presente ed è visibile anche ad occhio nudo, anche a Catania stesso sicuramente ce l'abbiamo, e chiaramente si dovrebbe promuovere la prevenzione in quanto questo tipo di materiale rimane anche attaccato alle vesti e in qualche modo infatti è dimostrato come il contagio, tra virgolette, avveniva anche nelle mogli dei lavoratori, perché portando a casa gli indumenti pieni di queste fibre, le mogli lo prendevano, lo portavano alla lavatrice. Bisogna continuare per cercare di abolirlo il più possibile. L'ultima cosa che le chiedo, dottore, è non ci sono casi di sopravvivenza? Allora, noi nella nostra divisione del Policlinico di Catania, guidati dal professore Sotoparra, abbiamo contribuito alla ricerca per tale patologia con l'arruolamento in studi clinici sperimentali, proprio perché la ricerca è fondamentale in questo settore per aumentare la possibilità di sopravvivenza e un domani di guarigione. Ad oggi, quando la malattia è in stadio avanzato o recidiva dopo la chirurgia, è possibile utilizzare dei trattamenti medici che siano chemioterapici e, con le ricerche che noi abbiamo sviluppato, anche con farmaci più innovativi come l'immunoterapia e i farmaci antiangiogenetici. Queste combinazioni di armi che noi abbiamo ci permettono, in una discreta percentuale di pazienti, di tenere la malattia sotto controllo e quindi di cronicizzare la patologia, permettendo una vita quotidiana e una qualità di vita discreta che danno speranza agli ammalati e si consiglia infatti l'arruolamento di chi viene a conoscenza di questa diagnosi in centri, diciamo, che fanno ricerca proprio per incrementare la possibilità di una cura efficace e definitiva. Queste parole ci danno speranza, anche se contemporaneamente abbiamo capito che bisogna darsi da fare il più possibile per toglierlo di mezzo, più che si può e prima che si può, anche se siamo, diciamo, ormai... È un invito anche ai privati cittadini a rimuovere ciò che loro sanno di avere in amianto, perché il rischio è per la propria stessa salute. Ringraziamo tanto il nostro ospite, il dottor Dominic Genovese, che è oncologo all'azienda dell'ospedaliera universitaria del Policlinico di Catania. Adesso facciamo una breve pausa, dopo ci occuperemo di cose un po' più leggere, come è giusto che sia. Parleremo della birra artigianale siciliana che sta conoscendo una specie di boom. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, parliamo di birra artigianale, birra siciliana, e non lo facciamo soltanto con un birraio importante come Marco Cardia, buongiorno. Benvenuto dell'Unione Birrai, ma lo facciamo anche con un professore di università, Aldo Todaro, che insegna tecnologie alimentari all'Università di Palermo, appunto. Perché? Che c'entrano birra e università insieme, professore? Sì, buongiorno a tutti, grazie. Birra e università insieme perché? Perché la birra artigianale si sta diffondendo, è ormai affermata nel mercato, riveste ancora una quota di mercato abbastanza limitata perché siamo ancora al 3,5% del consumo della birra totale. L'attività di ricerca sulla birra è interessante perché ci sono veramente tante cose da fare. La birra è un prodotto semplice, tra virgolette, fatto da 4 materie prime fondamentali, ma su queste 4 materie prime acqua, malto, luppolo e lieviti, e su ognuno di questi ingredienti c'è veramente tanto da fare. Siamo partiti con una micromalteria che siamo riusciti ad acquisire grazie a un progetto ministeriale. È l'unica tra l'altro che c'è in Sud Italia. E dov'è? Ed è all'Università di Palermo. Con questa micromalteria abbiamo iniziato a fare diversi esperimenti su orzi e su grani autoctoni siciliani
per dare anche un valore aggiunto ai nostri produttori di cereali che in questo momento, ricordiamo, soffrono un po' perché la siccità di fatto non è un bene per la Sicilia, ma certamente è un problema. Quindi siete ben contenti di avere a fianco esperti come i Certamente docenti universitari? sono molto utili, perché per quanto riguarda Union Birrai ci occupiamo sia della difesa della birra artigianale che del sostegno ai birrifici dal punto di vista legale e non solo, e le collaborazioni con l'università sono molto importanti perché creano un sistema grazie al quale possiamo migliorare il prodotto e di conseguenza dare agli iscritti a Union Birrai nuove birre da assaggiare, da valutare, perché poi facciamo anche giuria e concorsi. Ma è grazie all'università che farete birre nuove, diverse da quelle che ci sono già? Beh, guarda, potrebbe essere un'idea. In giro per l'Italia sono successe diverse collaborazioni interessanti, soprattutto per quanto riguarda i lieviti. Sono stati utilizzati lieviti non consueti per la produzione di birra, con risultati molto interessanti che negli anni si sono assaggiati e piacciono. Ma è vero, a un certo punto studieremo la birra, farete i corsi? Assolutamente sì. Noi già li facciamo, Se poi vi iscrivete, ma mi sa che qua parecchi si iscriverebbero un po' fuori corso. Ma di fatto è partito anche un primo corso di formazione su Mastro Birraio, che è partito proprio qua da Catania, e quindi diciamo che c'è un bel interesse, un bel fermento rimanendo in settore birra, diciamo veramente sì. E farete o fate già delle masterclass? Che vuol dire? Allora, masterclass vengono fatte da Union Birrai sull'assaggio della birra, e quindi sicuramente Union Birrai ha molta esperienza per quanto riguarda masterclass. Creiamo corsi di degustazione a vario livello per creare nuovi giudici birrai e non solo, ma soprattutto per creare bevitori consapevoli. Questi corsi molto spesso vengono fatti all'interno dei locali specializzati, questo crea di conseguenza un indotto che nell'area di Catania, ma non solo, funziona abbastanza bene. Che vuol dire bevitori consapevoli? Come si diventa? Io vorrei diventare bevitore. Bevitore consapevole vuol dire... Sempre bevendo con moderazione, no, quello è ovvio. Lo dobbiamo dire. Il gioco è quello lì. Noi promuoviamo l'essere bevitori consapevoli, che vuol dire non sbronzarsi ogni sera, ovviamente, ma avere consapevolezza di quello che si ha nel bicchiere, sia dal punto di vista qualitativo che gustativo, e anche e soprattutto degli stili. Così una persona può essere in grado di riconoscere a prima vista la birra che gli piace, che preferisce. Ma professore, aprirete una birreria all'Università di Palermo? No, certamente no, certamente no. Continueremo a lavorare sul settore della ricerca, perché appunto con questi ingredienti si può fare tanto, con i lieviti si può fare tanto, anche nell'ambito di alcuni progetti regionali, di alcuni PSR, abbiamo lavorato anche per capire se un lievito può proteggere la nostra birra anche dall'ossidazione, che è uno dei problemi che incontriamo e riscontriamo spesso nelle birre artigianali. I lieviti che proteggano dall'ossidazione. Sì, cioè, è interessante perché nel loro metabolismo i lieviti possono produrre alcuni metaboliti che proteggono la birra, e in particolare quelle artigianali, che ricordiamo non sono né pastorizzate né microfiltrate, le proteggono proprio dall'ossidazione, che è uno dei cattivi che troviamo nel settore birrario. E questo è anche un incentivo ulteriore alla crescita dei birrifici artigianali, che sono, ce ne parli un po'? Birrifici artigianali in Italia si contano più di 1200 realtà produttive. 1200 in Italia? In Sicilia siamo attorno alle 85 realtà produttive tra birrifici e beer firm. Beer firm sono quelle società beer firm. In inglese è questo? Sì, perché praticamente sono società di capitale, comunque persone che magari non hanno la possibilità economica di fare un investimento nella costruzione di un nuovo birrificio, si affidano quindi a realtà già consolidate per produrre le proprie birre a marchio o addirittura con la propria ricetta. E lì c'è un'altra suddivisione, ma ne parleremo magari. Ma è vero che, si può inventare una birra nuova utilizzando aromi, spezie diverse? Lì ci vuole competenza però, no? Il problema grosso è quello. Sentiamo anche il professore dopo, prego. Il problema grosso è quello che a volte alcune persone si inventano birrai e invece serve qualcuno che faccia divulgazione seria. Ci sono quelli che, diciamolo con moderazione, qualcuno che si inventa birrai. Finché lo fai a casa come un brewer va benissimo. Quando diventa un'attività commerciale bisognerebbe forse avere un approccio un po' più tecnico, e in questo l'università sicuramente è l'ottima spalla. Uno dei vostri ruoli. Uno dei nostri compiti è anche questo, formare delle persone consapevoli che sappiano anche come approcciarsi al settore della birra, perché di fatto è un settore che è cresciuto tantissimo negli ultimi 20 anni. In Sicilia siamo partiti veramente nel 96 da un birrificio, oggi ne abbiamo 85 e quindi di fatto la crescita è stata veramente importante.
avere delle persone formate è uno dei compiti dell'università. Immagino che i corsi universitari saranno stracolmi di giovani o no? Diciamo di sì, molti studenti mi hanno chiesto la tesi negli ultimi anni. La tesi? Sì, anche la tesi di laurea, perché chiaramente se fai ricerca hai necessità anche di giovani che inventino qualcosa, perché anche da loro vengono gli spunti. Sì. Ma per dire una, senza fare riferimento a nessuna azienda, per carità, ma quella cosa dei sali lì com'era? L'ispirazione di quella birra è legata a uno stile tedesco che spesso viene associato alla città di Lipsia, quando in realtà nacque a Goslar, una cittadina nella quale l'acqua era naturalmente carica di sali e quindi le birre nascevano già leggermente sapide. In Germania all'epoca già c'era il turismo birrario, quindi una cittadina poco distante, non avendo uno stile proprio, rubò questo stile birrario e trasformò queste birre nel mondo che conosciamo ora, che si chiamano gose. Quindi sono birre caratterizzate dall'aggiunta di sale, e poi in Italia, siccome siamo grandi magnati, grandi inventori di birra, aggiungiamo anche frutta e altro. E il professore lo vedevo sorridere, commenti prego. Sì, perché comunque dobbiamo distinguere quello che è industriale, quello che è artigianale, ci sono delle differenze importanti, come dicevo poc'anzi, sicuramente la pastorizzazione e la microfiltrazione sono anche normate dalla legge. Diciamo che il marketing fa anche la sua parte da questo punto di vista, per carità, inevitabilmente. Va bene, allora vedremo quali saranno i prossimi sviluppi di questo connubio inconsueto, ma ormai ci dobbiamo abituare tra università e birrifici anche in Sicilia, grazie a Marco Cardia e al professore Aldo Todaro. Noi adesso ci guardiamo insieme l'Almanacco. Buongiorno Sicilia. Noi usiamo cheese, formaggio. Quando scattano una foto, invece i cinesi spesso dicono il corrispondente del nostro melanzane, perché la pronuncia di questa parola è cheese in cinese. Oggi vi presentiamo una vera chicca, spill the beans, che tradotto letteralmente significa versare i fagioli. Ma qual è il senso? Questa espressione è usata per riferirsi a qualcuno che rivela un segreto o un'informazione confidenziale. In italiano si può tradurre con vuotare il sacco e risale al sistema di voto greco, che utilizzava un fagiolo nero per il no e uno bianco per il sì. Quindi quando qualcuno versava i fagioli rivelava il proprio voto e quindi il proprio segreto. Quindi state attenti a non versare i vostri fagioli troppo facilmente. Amato certamente non versa fagioli, versa damigiane di caffè tutte le mattine. Ciao Marco, benvenuto. Che bello. Beh, oggi voi avete iniziato con la birra, io col caffè e stasera concludo col gin tonic. Chi vuole è gradito al mio tavolo. Tanto per non entrare nei dettagli. Senti Marco, che ci racconti oggi? Allora, oggi da tradizione è venerdì, quindi vi racconto un po' del weekend che andremo a vivere. Dunque, è un weekend che inizia all'insegna della sagittarianità, ovvero il pianeta Giove è imperante. Oggi la luna è piena in Sagittario ed è una luna abbastanza movimentata che crea un po' di scompiglio tra i segni di fuoco e i segni d'aria. Ma l'evento più importante dell'anno astrologico sarà proprio domani, sabato, ovvero l'entrata di Giove in Gemelli. Giove è pianeta della fortuna, dell'abbondanza, dell'espansione. Giove, come il dio greco, vi ricordate in quante cose si trasformava per sedurre i suoi amanti? Fucigno per Leda, Aquila per Ganimede, Giovenca per Io, Pioggia d'oro per Danae. Giove rappresenta l'inserimento ottimistico nella vita, per cui l'importanza della presenza del pianeta in un segno zodiacale crea la dicitura che è il segno dell'anno, il luogo zodiacale
zodiacale dove passa il pianeta. Quindi, cari gemelli, è il vostro momento come quello dei segni d'aria, Bilancia e Acquario. Questa posizione di Giove è decisamente molto interessante perché espande e porta fortuna in tutto quello che sono i dettami gemelli, ovvero la comunicazione, lo spettacolo, la stampa e tutto quello che ha a che fare col successo e col cinema. I gemelli sono il segno della comunicazione per eccellenza e questo renderà più fluido, si spera, la comunicazione in senso ecumenico, ma nel dettaglio i più avvantaggiati da questa configurazione già da questo weekend inizia una fase brillante delle loro vite sono i gemelli, appunto, in tutto, i Bilancia che finalmente si risolvono una serie di problematiche, si danno all'amore, trovano l'amore vero, e gli Acquario che esplodono letteralmente di successo e finalmente si avverano alcuni dei loro sogni. Benissimo anche per Leone e per Ariete, i due segni di fuoco che riprendono una vis molto importante. Il Leone impara di nuovo a giocare di squadra e l'Ariete finalmente riesce a dichiarare i suoi sentimenti. Il Sagittario un po' meno perché è in opposizione, ma è anche il suo pianeta, si sente un po' tradito il Sagittario e probabilmente nuove strade, nuove sfide caratterizzeranno il carattere del segno per un intero anno. Cosa fanno gli acqua e terra? Cancro, Scorpione e Pesci hanno dei rapporti molto particolari con Giove, in quanto il Cancro sarà incredibilmente più emotivo perché è un Giove di 12ª casa, mentre invece lo Scorpione esulta perché tutta una serie di pesantezze finalmente vanno via, non è più in Toro, quindi non è più opposto Giove. Ora lo Scorpione può sognare, creare e farsi venire in mente le idee che vuole, più libero. I Pesci invece vogliono occuparsi di più cose e si faranno carico di tutta una serie di responsabilità anche maggiori del solito. Toro, Vergine e Capricorno perdono l'appoggio del pianeta Giove proprio perché essendo in Toro avvantaggiava i Terra. Questa fase di grande abbondanza e copiosità di eventi è finita. Vergine dovrà infatti riuscire a ottimizzare le risorse che rimangono dopo un periodo di grande abbondanza. Il Toro invece deve imparare a non esagerare nelle sue voglie o nelle sue aspirazioni professionali. E per ultimo il Capricorno, a cui appunto vi ho detto tutto l'anno, cari Capricorno, che andava sempre bene, adesso non andrà male, ma ho cose un po' più piccole, è nel quotidiano che troverete la felicità, quindi godete delle piccole cose e godiamo tutti di questo weekend in cui l'aria zodiacale cambia e l'ottimismo di Giove sarà più nelle parole e nelle azioni umane. Speriamo. Buona giornata. Buon caffè, buona giornata a te, buon weekend. Prima di augurare buon weekend ai nostri ascoltatori, ancora uno spunto sui quotidiani, Angelo. Sì, riguarda chi ha necessità di mettere a posto la propria abitazione, arriva la pace edilizia, soppalchi e verande si potranno sanare. Il via libera al provvedimento oggi in Consiglio dei Ministri, il governo non è un condono, serve per le piccole irregolarità. E adesso, amiche e amici in ascolto, buon weekend! È arrivato il venerdì e siamo pronti per vivere questo fine settimana e proporvi, come sempre, le migliori cose da fare in questi giorni. Vi raccomando, prendete nota per non farvi sfuggire nulla. Questa domenica alle cantine Nicosia, ai piedi dell'Etna, precisamente a Trecastagni, in via Capuana 65, un evento imperdibile. Dalle 10:30 fino al tramonto torna Cantine Aperte. Potete fare di tutto, tour guidati, picnic in vigna, pranzo in osteria, degustazioni con maestre e assaggiatori, workshop sulla sostenibilità e i vini bio, masterclass, banchi d'assaggio slow food, musica live, DJ set e tanto altro. Insomma, non potete proprio mancare per gustarvi una giornata all'insegna del food e del buon vino in una primaverile o quasi estiva domenica di maggio. Sicilia, terra di sole, mare, storia, paesaggi mozzafiato, meraviglie antiche e di granita. Molto più che una prelibatezza tipica siciliana. È un rito, un must che non subisce mode. Il Made in Sicily più riconosciuto e copiato al mondo.
Il segreto della granita siciliana non risiede soltanto nei suoi ingredienti, rigorosamente di stagione, freschi, a chilometro zero o nella tipica brioche con il tuppo, ma anche in tutto ciò che gli fa da cornice. I magnifici scenari siculi, il clima, il pathos della gente e la sua storia. La granita, dunque, non è solo un prodotto. Dietro ci sono storie quotidiane, c'è economia, c'è socializzazione, c'è l'identità di un territorio. C'è Nivarata, il Festival della Granita Siciliana giunto alla sua 9ª edizione. Dal 24 al 26 maggio in Piazza Duomo ad Acireale si svolgerà la nuova edizione della Nivarata, il rito della granita siciliana. La rassegna gastronomica che inaugura la stagione estiva e prende il nome dai cosiddetti nivaroli, che un tempo raccoglievano la neve dai monti, la conservavano nelle neviere, ubicate per lo più in anfratti naturali, per poi utilizzarla per la conservazione dei cibi. La neve veniva anche grattata e utilizzata per preparare sorbetti, gelati e la granita, delizioso e inconfondibile dolce freddo al cucchiaio, tipicamente siciliano ed eccellenza gastronomica conosciuta a livello internazionale. Dopo il fulmineo successo dello scorso anno, torna A nome loro, musiche e voci per le vittime di mafia. Una lunga maratona musicale e non solo, che il 25 maggio 2024, nello straordinario scenario del Parco Archeologico di Selinunte, riunisce alcuni dei più importanti protagonisti della musica italiana, oltre a giornalisti, attivisti e familiari di vittime della mafia. Levante, Anna Castiglia e Martina Cirri sono gli artisti che si aggiungono a una line-up già composta dal rappresentante di lista, Malika Yan, Raiz, Daniele Silvestri, Donatella Rettore, Risa, insieme al coro Do Re Mi dei bambini della scuola Giuseppe Di Matteo di Castelvetrano. Laboratori d'arte e botanici, letture ad alta voce, esperienze al museo, visite gioco, caccia al tesoro. La 5ª edizione di Tutte le storie portano al museo torna a Palermo questo sabato e domenica con una serie di appuntamenti tra il Museo Archeologico Salinas, il Riso Museo d'Arte Contemporanea, l'Orto Botanico di Palermo, il Museo di Zoologia Doderlein e lo storico Palazzo Bonocore. E anche per oggi vi abbiamo detto tutto. Ci risentiamo venerdì prossimo per darvi altri imperdibili appuntamenti. Buona giornata e buon weekend. Buon weekend a tutti, ma non prima di ricordarvi che il 24 maggio del 1844, siamo un po' indietro nel tempo, Morse, come lo pronunciamo noi, trasmette il primo messaggio telegrafico. In italiano è "Quali cose ha creato Dio?". Ecco, lo vedete mentre sta lì al telegrafo. Questa è la prima frase da Washington a Baltimora, primo messaggio nella storia delle telecomunicazioni. E il 24 maggio ma del 1883 viene aperto il ponte di Brooklyn a New York che collega l'isola di Manhattan al quartiere di Brooklyn. È il primo ad essere costruito in acciaio e sarà per lungo tempo il ponte sospeso più grande al mondo. Il 24 maggio, e siamo al 1915, l'Italia entra in guerra contro l'impero austro-ungarico, gettandosi nella prima guerra mondiale 10 mesi dopo l'inizio delle ostilità in Europa. Andiamo al 1956 a Lugano, vedete questo bel palcoscenico in bianco e nero, era il 24 maggio, siamo in Svizzera, prima edizione dell'Eurovision Song Contest, una manifestazione musicale organizzata dall'Unione Europea. Il concorso sarà trasmesso ogni anno, diventerà uno dei programmi televisivi più longevi ed è l'evento non sportivo più seguito al mondo, pensate. 24 maggio 1964, una tragedia allo stadio di Lima in Perù, a 2 minuti dalla fine. Questa è una foto del match, si giocava Perù-Argentina, valido per le qualificazioni alle Olimpiadi. L'arbitro annulla un gol al Perù, scatta una violenta rivolta, la polizia lancia gas lacrimogeni e chiude le porte dello stadio. Nel panico muoiono 318 persone, si tratterà del secondo peggiore incidente calcistico della storia. E ancora il 24 maggio ma del 1968 il presidente francese Charles de Gaulle in un messaggio televisivo alla nazione lancia un ultimatum agli studenti e ai lavoratori in sciopero
che hanno portato il paese in uno stato di immobilismo durante 3 settimane di violente dimostrazioni. 24 maggio 1991 esce nelle sale, guardatele, bellissime, Gina Davis e Susan Sarandon. Sono le protagoniste di Thelma e Louise di Ridley Scott, un film che avrà un grande successo, riceverà 5 nomination e vincerà l'Oscar per la migliore sceneggiatura, uno dei film più belli per quanto riguarda la storia dell'autonomia e della ricerca dell'indipendenza delle donne. 24 maggio 1994, 4 uomini responsabili dell'attentato del febbraio del 1993 al World Trade Center di New York vengono condannati a 240 anni di carcere, sommando tutti i capi d'accusa. 3 anni dopo, nel 97, giustizia sarà fatta, verranno arrestati anche la mente dell'attentato ed il guidatore del furgone carico di esplosivo. È il 24 maggio del 1919 quando questo giovane Filippo Maria Fanti, che poi voi avete riconosciuto come Irama, che è l'anagramma del suo secondo nome, Irama e Maria, pubblica il suo tormentone estivo Arrogante. Dopo una serie di prime collaborazioni vince Sanremo Giovani nel 2015, ha il biglietto assicurato per Sanremo 2016 nelle categorie nuove proposte. Nel 2018 partecipa e vince l'edizione di Amici di Maria De Filippi e da lì decolla la sua carriera, partecipa 3 volte al Festival di Sanremo e oggi ascoltiamo una delle sue hit, appunto Arrogante con Irama. Buona giornata, buon weekend, ci rivediamo lunedì, buongiorno Sicilia. Buon fine settimana.